Cominciamo con la sorpresa di ieri, il Crotone che batte il Sassuolo per 2-1, poi Ascoli Bari 1-0 fuori casa, Cesena Vicenza 3-1, Empoli Novara 0-2, Grosseto Cittadella 3-1, Modena Ternana 1-2, Padova Livorno 0-0, Pro Vercelli Regina 0-0, Spezia Verona 0-1, Varese Lanciano 1-2. Invece si giocherà lunedì sera Juve Stabia Brescia alle 20:45. Questa è la classifica della Serie B, dove oggi sono state segnate appena 18 reti, uno dei minimi stagionali. Sassuolo quota 51, Livorno 48, Verona 46, Varese 36, quindi in questo momento non si disputerebbero i play-off. Empoli 33, Modena 32, Brescia, Padova ed Ascoli 31, Juve Stabia Cittadella 30, Spezia e Ternana 28, Novara, Crotone e Lanciano 25, Bari e Regina insieme con il Cesena 24, staccate Vicenza 19, Pro Vercello 16 e Grosseto 14. Sfida salvezza al Manuzzi, Cesena rivoluzionato dal mercato di gennaio, subito in campo i nuovi arrivati, Campagnolo, Volta, Dallamano, Coppola e Granoce, out Comotto, squalificati Ceccarelli e Rossi. Bisoli opta per il modulo 4-2-3-1 con l'ex uruguagio del Padova, terminale offensivo. Vicenza privo dello squalificato Brighenti, indisponibili Rigoni, Gentili e Lecco, 4-2-3-1, il modulo scelto anche da Breda, subito nella mischia Cinelli, Milanovic e Boginov. Il bulgaro, ex attaccante del Verone, supportato in attacco da Semioli, Padalino e Pinardi, dirige Ciampi per il fischietto della sezione di Roma, 138esimo gettone in Serie B. Partono bene i bianconeri di casa, all'11esimo Coppola ci prova dal limite, Pinsoglio è attento e blocca senza problemi. I veneti si difendono con ordine, una volta usciti dal guscio si rendono pericolosi dalle parti di Campagnolo. Al 15esimo sull'angolo di Semioli, Castiglia stacca bene di testa ma la palla scheggia la parte alta della traversa. Al 18esimo gli ospiti passano con Pinardi che trasforma un calcio di punizione dal limite, quarto gol stagionale per il fantasista vicentino sorpreso Campagnolo. La reazione della squadra di Bisoli è rabbiosa, nel giro di 10 minuti ribalta il risultato. Al 25esimo pareggia Granoce sulla sponda di Succi, batte Pinsoglio con un preciso rasoterra, prima rete in maglia bianconera per Granoce. Al 27esimo sul sinistro di De Frel dal limite il palo salva il Vicenza, ma un minuto dopo il Cesena passa in vantaggio grazie a un preciso colpo di testa di Tonucci sul tiro dalla bandierina di D'Alessandro, primo gol stagionale per il difensore. Alla mezz'ora Cesena vicinissimo alla terza rete, ancora con Granoce ma ben assistito da Succi, decisivo l'intervento di Pinsoglio che salva in uscita. Il Vicenza prova a riprendersi dal micidiale 1-2, ospiti vicinissimi al pareggio prima dell'intervallo, ma Castiglia è poco lucido negli ultimi 16 metri, al 37esimo calcia malissimo sul fondo e un minuto dopo di testa sciupa tutto da ottima posizione. Con il montaggio di Alessandro Dera passiamo alla ripresa, sicuramente meno spettacolare. Bisoli inserisce Morero al posto di Dallamano, Breda gioca la carta Giacomelli in campo per Padalino. Il Vicenza prova a spingere con maggiore convinzione al 14esimo, sul cross di Semioli Bocinov non ci arriva e Volta mette in angolo. Al 15esimo Campagnolo è bravo sul sinistro insidioso di Pinardi. Ancora cambia al quarto d'ora, nel Cesena Tabanelli rileva De Frel, nel Vicenza Malongà Castiglia, più abbottonati i padroni di casa, ospiti con maggiore peso in attacco, Breda cambia modulo e passa a un 4-2-4, ma proprio nel periodo di maggiore spinta offensiva del Vicenza il Cesena trova il terzo gol. Lo firma Succi alla mezz'ora con un potente destro dal limite ben assistito da Granoce, funziona l'intesa in attacco tra i due, decimo gol stagionale per l'attaccante bianconero. Non si arrende il Vicenza, Breda mette dentro anche Bellazzini al posto di Martinelli, Vicenza ultra offensivo. Al 33esimo dalla distanza ci prova Malongà, Campagnolo è attento. Al 38esimo terzo ed ultimo cambio anche nel Cesena, Mezzacoli prende il posto di D'Alessandro. Il Vicenza vuole crederci ma la stanchezza si fa sentire e conclude ben poco dalle parti di Campagnolo. Nel finale, anzi, è il Cesena in contropiede a sfiorare il quarto gol con Tabanelli e Granoce, ma il risultato non cambia più, finisce 3-1 per il Cesena. Dunque il Cesena torna a vincere al Manuzzi dopo quasi 3 mesi e conquista 3 punti pesantissimi in chiave salvezza. I nuovi acquisti hanno cambiato il volto della squadra di Bisoli. Si allunga invece la serie negativa del Vicenza, ora ad 8 turni. I veneti non hanno ancora vinto in trasferta in questo torneo. Migliore in campo a nostro giudizio Davide Succi, ma ottima anche la prestazione di Granoce. Ribadisco il finale, Cesena batte Vicenza 3-1 e la linea che torna ad Andrea Fusco.
Il Cesena fa sua la sfida salvezza contro il Vicenza, allunga a 8 partite la striscia negativa dei biancorossi e lascia lo 0 nella casella delle vittorie esterne venete. 8 nuovi acquisti in campo per le due compagini, su tutti i bomber Granoce e Boginov. Gli ospiti sono spigliati e giocano sul velluto, mettendo in seria difficoltà la retroguardia cesenate. Prima Castiglia di testa su corner colpisce la parte alta della traversa, poi Pinardi direttamente su calcio di punizione fredda Campagnolo, siglando lo 0-1, quarto gol in campionato per il fantasista di Breda. La reazione della truppa di Bisoli è mostruosa e il Cesena in 3 minuti ribalta la situazione. Al 25esimo proprio il Diablo Granoce raccoglie una sponda di Succi e supera Pinsoglio con un preciso diagonale, segnando all'esordio con questa maglia il suo terzo gol in campionato. Come detto, solo 3 minuti dopo è Tonucci a far esplodere il Manuzzi, insaccando di testa il primo gol stagionale, e ci vuole il miglior Pinsoglio alla mezz'ora per disinnescare ancora Granoce ed evitare il gol del 3-1. Il Vicenza ci mette un po' a riprendersi e quando lo fa sciupa con Castiglia di testa sul bell'assist di Pinardi, l'azione che avrebbe potuto significare il 2-2. Nella ripresa le squadre si siedono e cercano di ritrovare la lucidità dopo una prima frazione giocata a ritmi forsennati, forse eccessivo il rallentamento nei secondi 45 minuti, con le squadre che faticano a creare occasioni limpide da gol. Il Cesena gioca con la tranquillità di chi sa che il suo bomber deve ancora mettere la firma sul match, ed eccola che arriva, puntuale al minuto 75. Davide Succi si presenta al limite dell'area e scaglia un destro potente che si infila alle spalle di Pinsoglio, gol numero 10 per la punta dei bianconeri, che passa così in doppia cifra in campionato. I veneti ci credono comunque e vanno vicini alla rete della speranza con Malongà, che trova la bella risposta di Campagnolo. Finisce così 3-1 con il Manuzzi che torna a festeggiare una vittoria casalinga che mancava addirittura dal 30 ottobre.